Grande successo per la Notte delle Stelle. Questo è il titolo della serata organizzata dal Tennis Club Lido del Lido di Venezia. Nel programma divertimento per bambini con un'area giochi per loro, DJ set ed happy hour, oltre all'arrivo di due ospiti molto attesi. La cantante veneziana Eleonora Quinci, che ha presentato tra l'altro anche due brani inediti del suo repertorio, e il fotografo scrittore lidense Riccardo Reuter Rigoni, fresco autore del libro Come la luna alle porte dell'alba. Importante soprattutto lo scopo dell'evento, sostenere l'associazione Alice Venezia Onlus, impegnata in molti progetti sociali. Sempre in prima linea a promuovere sport e aggregazione si conferma la presidente del TC Lido, Elena Costantin. Una serata pensata per dare gioia ai bambini e per far incontrare le famiglie, in attesa delle grandi notti della mostra del cinema con i divi di Hollywood al Lido. Siamo di nuovo in corsa con una nuova serata, Notte delle Stelle. L'abbiamo chiamata così perché è una serata particolare, si preannuncia l'arrivo di tante stelle cadenti e ogni stella ha un desiderio. Stasera abbiamo cercato di accontentare un po' tutti i desideri delle persone. Abbiamo fatto un bellissimo torneo di tennis, abbiamo fatto un'area bambini con tanti giochi dove si sono divertiti. Molto apprezzato lo scrittore lidense Riccardo Reuter Rigoni. È una vicenda ambientata quasi interamente al Lido di Venezia e in parte nella città di Lecco e narra la storia di un giovane trentenne che a seguito di un incidente si ritrova all'ospedale al mare. Lui era qui per la mostra del cinema, quindi si ritrova dal mondo dorato di Hollywood, diciamo del cinema, a un ospedale in via di chiusura. Dalle parole scritte si è poi passati alla musica con Eleonora Quinci. Canto da diversi anni, ho fatto diversi studi, adesso recentemente sto promuovendo diversi singoli dal 2012, l'ultimo singolo che ho pubblicato è Abracadabra e sto promuovendo anche il mio live show, uno show che comprende musica pop e non solo dagli anni 60, 70, 80 ad oggi, con i miei inediti al suo interno, quindi uno show misto cover, misto inediti, con una band, con ballerini dal vivo. Musica e cultura, insieme alla partecipazione della gente, hanno centrato l'obiettivo più importante: dare cuore, mente e braccia alla solidarietà.